Buonasera, benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa gara 2. La partita inizierà alle 20. Adesso si schiereranno in campo le squadre, faremo l'inno nazionale, poi ci saranno i ragazzi delle giovanili della Junior Rimini che verranno a farci visita questa sera e conto su Gabrielli Massimiliano che dovrebbe venire a fare il commento insieme a me per questa gara 2. Ancora non è arrivato, mancano 10 minuti, speriamo che arrivi a breve. Si stanno per schierare le squadre che stanno finendo il riscaldamento.
Colino che dopo io vado a cercare. Perché li deve pilotare. Ok, questo glielo mandato. No, io lo posso anche fare, classificatore. No, posso anche fare. Sì, perché non guardi? E non mette il suo libro? Sì, non gli viene mai. Scoccia. Cioè, infatti c'è il numero 0. Quindi? Non è pronto? Da accendere quei pochi fari che vanno. Sì, anche tu dopo magari. Anche tu quando sei. Questo è Tra pochi minuti avvio gara 2 tra Padova Baseball e New Rimini Baseball. Ricordiamo che gara 1 è finita 7-2 per i padroni di casa. Sai cosa stavo dicendo? Sai? Ah, dopo sono di loro i loro canti. Allora abbiamo avuto i ragazzi dello Junior Rimini, le giovanili, di cui sono il presidente, molto orgoglioso di farne parte di questo gruppo con questo gruppo qua insieme tutti quanti, Junior Rimini e New Rimini, insieme con le altre Torre Pedrera, Rimini 86, Valmarecchia e Riccione, facenti parte del consorzio di questo gruppo della New Rimini veramente significativo, in cui c'ha la New Rimini come, diciamo, leader di Serie A, però per arrivare in Serie A bisogna avere i bambini piccoli. Molti di questi ragazzi che giocano in Serie A derivano dalle giovanili, delle società, insomma, del gruppo New Rimini. Allora, vi leggo un attimo il line-up di questa gara 2. Allora, vediamo di non fare troppa confusione. Speravo che venisse
Gabrielli, ma non è ancora arrivato. Allora, il Padova in questa gara 2 si schiera con il seguente line-up. Avremo il numero 43 Talevi Exequiel, che sarà interbase, il numero 25 Novello Davide, che giocherà esterno centro, il numero 80 in posizione 9 Canace Roberto, esterno destro, quindi Pestana Reinaldo, numero 17, ricevitore, Benetton Riccardo, numero 10, posizione 5, quindi terza base, Tuzzi Riccardo, numero 40, prima base, Magro Marco DH, numero 34, Farina Giovanni, numero 42, seconda base, Berini Andrea, numero 31, esterno sinistro, il lanciatore sarà Martinez Anderson col numero 70. Invece l'Agno Rimini si schiera con questo line-up, il numero 53 Pini Romano, che giocherà esterno centro, Baro Coelho Jesus, che giocherà in prima base col numero 56, Chacon Aleandro, che giocherà col numero 23 interbase, Bacelli Marco numero 38 DH, Gabriele Andrea col numero 0 esterno sinistro, Bonemei Davide numero 42 esterno destro, Cifalino Thomas numero 24 terza base, Quadrifoglio Marco seconda base numero 7, Signorile Tommaso numero 11 ricevitore e Paredes sarà col numero 33 il lanciatore di questa gara 2. Vedete, si sta scaldando. Adesso ancora abbiamo un contrasto tra l'esterno e il campo che purtroppo falsa un pochino la telecamera. Adesso cerco di utilizzare qualche telecamera che risente un po' meno di questa luce sugli esterni, che ancora non fa apprezzare correttamente la visione della partita. E ricordiamo che il punteggio di gara 1 è finito per 7-1 nei confronti della New Rimini, e adesso vediamo un attimo gara 2 come si concluderà. Ultimi dettagli dal dugout della New Rimini. Nel box di battuta abbiamo il numero per il Padova, Talevi Exequiel, interbase numero 43. La prima palla è un ball. Palla in foul che Baro prende al volo e si elimina, ma si prende una storta alla caviglia. F3. Speriamo che messo il piede sopra il cuscino, si è storta la caviglia. Salutiamo piuttosto la famiglia di Baro Jesus, che mi ha chiesto prima, che ci ascoltano da Cuba, che hanno ascoltato anche gara 1. Speriamo che sia una cosa da niente e che possa rialzarsi al più presto. Nel frattempo è arrivato il mio socio qua, che gli faccio come si può dire, una ramanzina in diretta, perché mi è arrivato a partita cominciata senza dir niente. Veramente adesso recupererà strada facendo. Adesso si segna un attimo il line-up delle squadre del Padova. Baro prova a rimanere in campo. Guarda, poi copialo da qui, che così facciamo. Sì, dopo glielo ridiamo. Adesso prova un attimo a vedere se riesce a rimanere in campo.
Abbiamo Novello Davide, numero 25, esterno centro per il Padova. La prima palla è un ball. La seconda palla è un ball anche questo, quindi 2 ball. Questa è uno swing, non impatta la palla, 2 ball, 1 strike. Questa palla è uno strike, 2 ball, 2 strike il conto su Novello Davide. Un foul questa quinta palla che finisce nel dugout della New Rimini senza fare danni. Conteggio invariato, 2 ball, 2 strike. Si intravede il tabellone da questa inquadratura, adesso di sera finché non sono così tanto fragorose le luci si intravedono. Questo è giudicato ball, conto pieno attualmente sul conto di Novello Davide. K, è un K con swing per Novello Davide, primo K nella partita per il lanciatore della New Rimini, Paredes. Adesso abbiamo Canace Roberto col numero 80, esterno destro. La prima palla è uno strike nella linea esterna bassa del piatto. E la seconda palla è girata in foul. Quindi 2 strike, 2 out in questo momento per Canace. Foul ancora dietro di noi, quindi conteggio invariato, 2 strike. Una palla lunga sulla zona del muro e fortunatamente Gabrielli la elimina al volo, quindi F7 è il terzo eliminato e si conclude qui il primo inning.
Allora, torniamo in diretta, ricordiamo la formazione della New Rimini che vede come primo nel line-up Lidolf, Pini, Romano Santiago col numero 53, esterno centro. Adesso la visione della telecamera migliorerà appena ci sistemeremo con le luci notturne. Purtroppo abbiamo la luce in fondo e il campo è al buio, quindi la telecamera non gestisce questa doppia illuminazione. Prima palla è uno strike, la seconda palla è un ball, quindi un ball, uno strike su Pini. Foul a destra di Pini, la palla non scende, rimane sulle tribune. I nostri ragazzini dello junior vanno alla caccia delle palline. Palla esterna, 2 ball, 2 strike sul conto di Pini. Palla esterna. Conto pieno per Pini. Un'ottima cosa il conto pieno per il lead-off. Foul ancora a destra, quindi resta in vita Pini ancora. Giustamente gira tutte le palle che possono essere vicine all'area di strike, specialmente avendo il conto pieno. Una bella valida al centro di Pini, una bella valida di Pini. Conferma che questa giornata per lui oggi è una giornata significativa, è una valida anche quella del primo turno della gara 1. Abbiamo ora Baro, Jesus. Prima palla è una palla in ball, zona esterna del piatto, bassa. Guarda i segnali di Dorian Castro. Questa seconda palla viene giudicata strike, quindi un ball, uno strike. Foul a destra, Pini torna, era probabilmente un batti e corri perché Pini è partito appena la palla è stata lasciata dal lanciatore. Forse adesso si girerà per un pick-off il lanciatore. No. Palla ancora esterna, bassa. 2 ball, 2 strike su Baro. Pick off in prima su Pini, e nulla di fatto, salvo Pini.
colpisce la palla ed è eliminato. Eliminato Pini per scelta difesa, Baro è salvo in prima. esterna, assistenza 4-6, di seconda il primo eliminato. Adesso abbiamo sempre un out e un uomo in prima. Alejandro Chacon stasera gioca a Interbase come in gara 1 a seguito di un piccolo risentimento muscolare di Yuri Cortesi. È stata una piccola rivoluzione quindi nel diamante interno. Abbiamo anche questa da qualche partita anche Quadrifoglio Marco che gioca in seconda base con un'ottima prestazione sia nel box che in difesa. Primo strike su Chacon, guarda il manager Castro che dà segnali per lui e la squadra. Gira questa palla e non la impatta, 2 strike per lui il conto. Ancora segnali da parte di Dorian Castro. E K con swing è il secondo eliminato per la New Rimini. Ora c'è Marco Bacelli, numero 38 di H in questa gara 2. Marco Bacelli. Colpisce una palla in foul, Marco Bacelli, sì, tutto da rifare.
New Rimini. Qui il secondo inning della New Rimini con 2 uomini lasciati in base, eliminato Gabrielli con questa palla al volo dalla seconda base e andiamo in pubblicità. Buonasera dal campo di Rimini, cambio al microfono Massimiliano Gabrielli, primo lancio della parte alta del secondo inning su Rinaldo Pestana, il ricevitore, primo lancio alto, un ball, il lanciatore partente della New Rimini è Edward Paredes, secondo lancio è un foul sulle tribune. Prima partita vinta dalla New Rimini, 7-2. Anche questa taglia, secondo lancio hanno chiamato la girata, gli arbitri non sono dell'avviso, pertanto 2 ball, 1 strike. Questa volta ha girato, anche l'arbitro di casa base chiama lo strike. 2 strike e 2 ball sul ricevitore Rinaldo Pestana. Gira con un giro molto potente in foul dietro al ricevitore, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Sfida tra sudamericani. Edward Paredes con Rinaldo Pestana. Altro lancio carico di effetto, si difende Pestana in foul. Pop alto, out al volo, F2. Il ricevitore fa tutto da solo. Nel box Riccardo Benetton, il quinto del line-up, numero 10, terza base.
Primo lancio è basso, ball. F3, K5. Secondo ball. Strike, lascia passare una palla sul filo esterno. Palla alta, 3 ball e 1 strike. Vantaggio per il battitore. Terza base. Strike. Uno slider che taglia il filo esterno. Conto pieno. Fino adesso Riccardo Benetton non ha girato mai la mazza. Basi su ball. Nel box di battuta Riccardo Tuzzi, numero 40. Entra subito con uno strike. Swing. Secondo strike. Mentre Benetton si stacca dal cuscino di prima base e K con swing. Secondo out nel box di battuta con il numero 34, il battitore designato Marco Magro. Pick-off che non produce nessun effetto, se non altro quello di tenere ancora relativamente attaccata alla base Riccardo Benetton. Tentativo di rubata, colto rubando. Bravo, benissimo, colto rubando. Termina così la parte alta del secondo inning. Noi andiamo in pubblicità.
6. Parte bassa del secondo, nel box di battuta l'esterno destro Davide Bonemei. Parte subito con uno slider, gira la palla, gira la mazza senza impattare Davide. È un lanciatore con 2 o 3 tipi di lanci, mischia bene il suo repertorio. Gira anche il secondo lancio, un lancio basso, concede il secondo strike Davide Bonemei. K con swing. Primo out della parte bassa del secondo inning. Nel box di battuta con il numero 24 Thomas Cifalino, terza base. Primo lancio è un ball. Secondo strike, guarda la palla Thomas Cifalino, palla chiaramente molto incisiva, e chiama anche questa palla, la vede sul filo l'arbitro, un ball, 2 strike, filo esterno. E strike out con swing per l'arbitro perché la palla era alta. Secondo out, 2 out molto veloci, 7 lanci, 2 out per l'ottimo partente Anderson Martinez. Primo lancio è uno strike su Marco Quadrifoglio, seconda base, casacca numero 7. Guarda, gira il secondo lancio che era praticamente identico al primo, impatta la palla in ritardo e va in foul sulla destra. Strike out con guardato. Si chiude il secondo inning, pubblicità.
Di nuovo in linea, parte alta del terzo inning, nel box di battuta ancora Marco Magro, visto l'eliminazione. Batte subito il primo lancio, è una valida, battezza male la palla all'esterno centro, una valida che con un errore diventa, non dico un triplo, Un singolo per uno diventato. sì, praticamente No, no. I classificatori lo considerano un triplo, correggiamo. Ah no, ma è un triplo. ma allora, Errore. allora sì. Lì una volta, cioè, è chiaro che ci scavalca. Allora, corridore in terza nel box di battuta con il numero 42, l'ottavo del line-up, Giovanni Farina, seconda base. Gira subito il primo lancio senza impattare la palla. Una volta che te ti tuffi, perché comunque non la puoi prendere, quindi fai il tentativo estremo in tuffo, se non la prendi, Lancio interno. scavalca. Oggi ha fatto un bel lavoro Andrea, Ve l'ho detto. simile, Andrea l'ha presa. Ma cioè, ha tolto una valida. Quando fai un lavoro così, fai l'auto, hai tolto una valida. Out, primo out fa tutto da solo il terza base, il prima base, scusatemi. Questo comunque non naviga. Nel box Andrea Berini, esterno sinistro, l'ultimo del line-up, battitore Mancino, sempre corridore in terza, un out, batte in foul a sinistra, è in ritardo. Si carica di uno strike Berini. Mazze calde per il Padova. Una rimbalzante che va verso out. Ottima giocata di Ciacon. Eliminazione 6-3. E tiene fermo sul cuscino di terza il corridore del Padova. Magro Marco, si riparte il lead-off. Talevi Ezechiel. Primo lancio è ball. Interbase Ezechiel. Bella curva, prova a impattarla. Swing per l'interbase. Lancio rimane basso. Due ball e uno strike con Torca, lancio alto. Tre ball e uno strike.
Palla in foul sulle tribune. Conto pieno. 3 ball, 2 strike, 2 out, corridore sempre in terza base. Gira e credo spacca anche la mazza. Ha fatto un rumoraccio. Sì, credo di sì, perché si sta diciamo, indirizzando verso il dugout per cambiare la mazza. Conto pieno, gira, si difende in foul. Accetta che non sa. Strike out con guardato. Grande lancio del partente del Rimini, che lascia praticamente di stucco sul piatto l'ottimo interbase. Dunque si conclude la parte alta del terzo inning senza col punteggio sempre 0-0. Parte bassa del terzo inning nel box di battuta, per la prima volta Tommaso Signorile. Il primo lancio è un ball. Signorile è il nono del line-up, l'ultimo battitore. Secondo è uno strike, la solita palla che taglia praticamente il piatto dalla sinistra, dalla parte del centro verso l'interno. Questa volta però è ball, rimane troppo esterna. Una palla alto al volo dell'esterno destro, F9. Palla che rimane troppo in alto. Primo out nel box di battuta per la seconda volta Romano Pini. Primo lancio è un ball. Secondo lancio, gira la mazza. Sì, ball, primo ball e poi strike. Un ball e uno strike, il conto su Romano Pini. Terzo lancio strike, un ball, 2 strike.
il quarto è un ball, 2 strike. Bisogna difendere il box. Una palla che rimbalza, out sul tempo. 1, 3, out. Nel box di battuta Angel Baro con 2 out. Primo lancio è un strike. Gira il secondo lancio, la palla si indirizza sulle tribune. Si carica del secondo strike. Massimo vantaggio per il pitcher. E K con swing. Termina il terzo inning senza nulla di fatto, 0-0. Parte alta del quarto inning, nel box di battuta il mancino Davide Novello, numero di casacca 25, esterno centro. Primo lancio rimane interno, l'arbitro lo vede nella zona di ball. Gira il secondo in foul sulle tribune. Un ball e uno strike dell'esterno centro. Bella palla, una dritta sul filo interno che il battitore padovano guarda. Palla destinata forse al ball, la gira, conto invariato, un ball, 2 strike. Strike out con swing. Nel box di battuta Roberto Camace, non so. Canace.
Roberto Canace, esterno destro. Gira subito il primo lancio in foul dietro il ricevitore. Dunque si carica di uno strike. Il secondo lancio è un lancio pazzo, un ball e uno strike. Una palla alta rimbalzante, l'aggredisce il terza base, assistenza 5-3, seconda eliminazione. Nel box il quarto del line-up, ricevitore Reinaldo Pestana. Primo lancio, una curva che l'arbitro chiama ball. Seconda curva sempre guardata, ma questa volta entra nello strike. Altra curva che buca il guanto, raccoglie il seconda base, eliminazione 4-3. Termina così la parte alta del quarto inning. Noi andiamo in pubblicità per poi commentare la parte bassa. Parte bassa del quarto inning, nel box di battuta Alejandro Chacón, terzo del line-up,
lascia giustamente la prima palla che è un ball, lo slider che rimane esterno, batte la seconda, aggredisce l'interbase, assistenza, sul tempo l'arbitro chiama out, dunque eliminazione 6-3, primo out. Box di battuta Marco Baccelli. Battitore designato per in questa seconda partita. Guarda il primo lancio, il solito slider. Sì. Primo lancio a uno strike, lo slider batte la seconda palla, raccoglie l'interbase, assiste, stessa eliminazione 6-3. Stavolta la battuta rimane più sulla destra dell'interbase, ancora più facile. 2 out, sempre veloci nel box di battuta. Adesso il quinto del line-up, Andrea Gabrielli. Primo lancio, sempre il solito slider, lancio molto basso, l'arbitro lo vede nell'area dello strike. Stavolta no, questo era il catch è praticamente la raccolta da terra, l'arbitro ha sempre ragione. Secondo strike. La palla alla raccolta da terra, adesso batte una rimbalzante che raccoglie, valida credo perché ha corso, credo sentiamo, valida per Andrea Gabrielli. Nel box di battuta Davide Bonemei, il sesto del line-up, 2 out, ma nel gioco del baseball i punti molte volte si fanno con 2 out, una regola non scritta. Sempre il solito slider, lancio veramente importante per Anderson Martinez. Questa cade, un bel singolo, prevede l'avanzamento in seconda, stavolta Bonemei vede bene e la macchina in seconda parte cade. Nel box di battuta Thomas Cifalino. Gira subito il primo lancio, non la impatta questa palla che esce, la va a cercare sul filo esterno ma non riesce a impattarla Thomas. Secondo lancio, ball. Batte verso l'interbase che raccoglie. Su, errore
Arriva il punto. Errore non so se di lancio o di guanto, ce lo dicono. Errore di tiro. Entra il primo punto. L'errore dell'interbase che lancia corto, la palla che rimbalza molto prima e non riesce. Dunque, corridori adesso in terza e seconda base, nel box di battuta il numero 7, Marco Quadrifoglio. Gira subito il primo lancio, la va a cercare anche Marco questa palla oltre il filo esterno. Palla tra l'altro anche alta. Stavolta si lascia sorprendere da una palla carica di effetto esterna. Secondo strike per Marco Quadrifoglio, l'ottavo del line-up. Buono, si difende, spizza la palla in foul. Una palla dritta alta, Marco si difende nel dubbio. Sempre 2 strike, 0 ball, 2 out e corridori sulla terza e sulla seconda base. Primo ball su Marco Quadrifoglio. Tempo chiamato dal terza base, si allaccia le scarpe. Buono, si difende ancora questa palla velocissima. Conto invariato, un ball, 2 strike, 5 lanci su Quadrifoglio. Palla alta, curva interna che non scende, 2 ball, 2 strike. Si difende. In foul, settimo lancio su Quadrifoglio. Cefalino ha fatto valida. K con, non l'ho visto, con swing. K con swing per Quadrifoglio. Buon turno però per Marco, che ha fatto fare almeno 8 lanci a questo interessante lanciatore straniero del Padova. Pubblicità.
Parte alta del quinto inning, punteggio sbloccato 1-0 per la New Rimini, a seguito di 2 valide consecutive, un errore del lanciatore. Nel box di battuta il numero 10 Riccardo Benetton, prima arrivato in base per ball. Primo lancio interno, strike. Non gradisce la chiamata dell'arbitro. Benetton. E questa volta gira, swing, si carica del secondo strike. Terzo lancio, si difende in foul dietro. La palla schizza sulle reti dietro il catcher. Eccolo qua. E out su palla che cade. Si cappa. Swing. Nel box di battuta Riccardo Tuzzi, numero 40, prima base. Primo lancio rimane basso, ball. Stavolta è uno strike, una palla dritta, veloce, sulla parte bassa dell'area. Tuzzi guarda la palla. Secondo lancio guardato. Ancora, questa volta è una curva, mischia bene i lanci Edward Paredes. Un ball, 2 strike, il conto su Riccardo Tuzzi. Ancora palla curva, questa volta si difende in foul. Palla alta, chiamata alla girata agli arbitri che però non la concedono, dunque 2 ball, 2 strike. Il catcher ha chiamato la girata, ma gli arbitri, sia quello di casa base che sulla base, non vedono, si ferma in tempo. 2 ball, 2 strike. Batte verso l'interbase che raccoglie, assiste, out, però nello stendersi, per fortuna niente di fatto, visto che aveva una caviglia un po', diciamo, malandata a seguito del primo inning di una giocata, una presa al volo dove ha inciampato sulla base. Nel frattempo, dopo il secondo out, nel box di battuta, Tuzzi Riccardo, scusatemi, Marco Magro, Tuzzi Riccardo è stato eliminato 6-3.
primo autore di un triplo, ricordiamo. Primo lancio è un ball. Secondo lancio è uno strike, era una fotocopia del primo. Terzo lancio è alto, 2 ball e uno strike, il conto su il DH Marco Magro, numero 34. Strike con swing, 2 ball, 2 strike e 2 out. Time chiamato dal battitore padovano. E K con swing questa volta per il DH. Termina la parte alta del quinto inning, 1-0 sempre per la New Rimini. Pubblicità. Dammela. Allora, di nuovo parte in linea, siamo in linea dal campo di Rimini. Padova New Rimini, parte bassa del quinto inning. Nel box di battuta Tommaso Signorile gira subito il primo lancio in foul. Batte una volata alta, valida nella terra di nessuno, e anche Signorile fa la New Rimini ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 valide su un ottimo lanciatore, dobbiamo dire. Il box di battuta per la terza volta Romano Pini, lead off, mostra il bunt, bunt che va foul.
colto rubando Romano Pini. Ah, signorile, scusatemi. Chiamata contestata dal suggeritore di prima base della New Rimini. Dunque, primo out. Colpito il pitcher che però riesce a fermare la palla e fa il secondo out. 1-3. Riesce a fermare la battuta con le gambe. Due out. Marco Baccelli. Ah, scusatemi. Baro, Angel Baro. Un lancio, il primo ball, il secondo uno strike con swing. Nessun uomo sulle basi, visto la chiamata testata, si difende in foul. Un ball, due strike. Angel Baro. Due ball, due strike. Palla che va verso l'interbase, assistenza 6-3, terza eliminazione. Sì. Parte e termina il primo inning col punteggio ancora il quinto inning sul punteggio sempre di 1-0 su una giocata contestata in quanto su un pick-off l'arbitro sulle basi Marco Moretto ha chiamato l'out mentre il suggeritore della New Rimini ha praticamente contestato la giocata in quanto ha visto che era arrivato salvo sul tempo. Parte alta del sesto inning nel box di battuta, il numero 8 del line-up. Parte alta del sesto inning, primo lancio strike sul numero 8 Giovanni Farina, numero 42, nonché seconda base. Secondo strike, questa volta impatta la palla in foul sulle reti dietro il catcher. Strike out, Looking guarda la palla. Primo out del sesto inning
nel box di battuta con il numero 31 Andrea Berini. L'ultimo del line-up, secondo turno di battuta anche per Andrea Berini. Esterno sinistro stasera. Farina è seconda. Lancio pazzo. Ball. Mi è spostato la cosa. Gira swing il mancino, ma non impatta la palla, così pareggia un ball e uno strike il conto. Lancio che rimane esterno, 2 ball e uno strike. Ancora palla alta esterna, massimo vantaggio, buon vantaggio anzi per Andrea Berini. Si difende in foul, conto pieno su Berini, foul sulle tribune, verso la terza base. Strikeout, guardato. Quattro, 5, 6, 7, ottavo eliminazione al piatto, ottava eliminazione al piatto per l'ottimo partente Eduard Paredes nel box di battuta con 2 out e il lead off Talevi Ezechiel. Primo lancio è un ball. Ricordiamo Talevi è l'interbase. Stavolta gira sfiorando la palla, in realtà tocca la palla ma la sfiora e pertanto si carica del primo strike. Questa volta impatta una bella valida, un singolo sul pitcher. Praticamente la seconda valida dopo il triplo di Marco Magro è la seconda valida per il Padova con 2 out, dunque corridore in prima. Nel box di battuta Davide Novello, battitore mancino, esterno centro, arcia la miseria, questa è una profonda foul, è uscita di pochi centimetri, questa era una battuta che poteva fare molto male, e qui la fortuna, la dea bendata ha premiato, diciamo così, l'Agno Rimini. Entrava anche il secondo secondo me perché era molto profonda. Laggiù devi arrivare qua. Piccolo confronto tra il catcher e il partente Paredes. Praticamente dopo questa profonda battuta, allora
2 strike sull'esterno centro Davide Novello. Deve tirarla. Ancora foul. Pick off. Nulla di fatto. Gli sfugge la palla, rimane un lancio veramente alto. Ottimamente il catcher la ferma, si deve sollevare. Un ball, 2 strike sull'esterno centro Davide Novello. Questa volta la palla è destinata al foul. Out al volo, ottima presa dell'esterno centro, del prima base FF3. Ci sono? Parte bassa del sesto inning, ancora sul monte il partente Anderson Martinez, nel box di battuta con il numero 23 Alejandro Chacón. Questa sera ancora non a digiuno di battute valide chiaramente. Primo lancio, il solito slider che rimane basso. Questa volta è strike, stesso lancio col taglio, un lancio veramente insidioso. Si difende questa volta in foul ball e si carica però del secondo strike, un ball, 2 strike su Chacón. K con swing. Primo out nel box Marco Baccelli, battitore designato questa sera per la New Rimini.
impatta, gira la prima palla, la sbuccia e finisce direttamente nel guantone del catcher. Primo strike quindi su Marco Baccelli. Gira il secondo lancio senza, sì, anticipa diciamo rispetto il lancio. 2 strike su Marco Baccelli. Ricordiamo un out. Il terzo lancio è un ball, fermato a terra, molto esterno. K con swing per Baccelli, va a cercare una palla destinata al ball. Secondo out nel box di battuta con 2 out Andrea Gabrielli. Esterno sinistro. Gira la prima palla bassa, la sbuccia in foul, si carica di uno strike. Il secondo lancio è un ball, rimane esterno. Si deve abbassare per non essere colpito, dunque 2 ball e uno strike. Vede la palla come un cocomero Andrea Gabrielli, si deve praticamente avvitare e abbassare per evitarla. Se la vede addosso. Battuta sull'interbase che raccoglie e fa l'out anche se si stacca, ma cadendo sul tempo l'arbitro dà il terzo out. Dunque assistenza 6-3. Termina la parte bassa del sesto inning, punteggio 1-0 per Agno Rimini. Pubblicità. Parte alta del settimo inning, nel box di battuta, il terzo del line-up, Roberto Canace, scusatemi. Canace, numero 80, esterno destro, primo lancio somigliava tanto a uno strike, ma l'arbitro chiama ball. Questa volta diventa strike anche perché gira la palla in foul, gira la mazza e colpisce manda la palla in foul ball, l'esterno destro.
Padovano, lancio pazzo, 2 ball e 1 strike. Ancora 2-2, foul ball sulle tribune. K con swing. Primo eliminato del 7° inning nel box di battuta, Rinaldo Pestana. Pestana. Ricevitore che ha una mazza però abbastanza calda. Primo lancio è un ball, palla che rimane... Sì. A contatto, battuta profonda, out, F8 del buon lavoro dell'esterno centro. Pini vede bene partire la palla con un leggero spostamento, passa direttamente sotto la palla e la raccoglie con una relativa felicità. Nel box di battuta Riccardo Benetton, una volta è arrivato la prima volta in base, poi K strike out al piatto, 2 out. Gira subito, è subito aggressivo con la mazza, in foul oltre le tribune. C'ha un giro di mazza relativamente molto veloce e anche un ottimo occhio, dobbiamo dire. Riccardo Benetton, secondo lancio è ball, guarda la palla, l'arbitro la valuta bassa, un ball e uno strike, 2 out, ricordiamo. Due ball, uno strike. Palla alta, 3 ball e uno strike. Bel lancio sul filo esterno, guarda la palla, adesso sarà costretto a allargare Riccardo Benetton l'area dello strike. Colpito. Secondo arrivo in base senza... Visita del pitcher, dell'allenatore di pitcher. Direttamente del manager, che non mi sembrava. Vediamo, Di Castro, vediamo che dà ancora fiducia.
Nel box di battuta il prima base Riccardo Tuzzi. Zero al conto. Pick-off leggermente alto, mi verrebbe da dire. Gira la prima palla interna senza impattarla, si carica di uno strike Riccardo Tuzzi. Ha perso la palla sulla rubata. Arriva Salvo. Sul secondo strike. Errore di guanto dell'Interbase. Errore di tiro, non di guanto, mi dicono. Due strike, corridore in terza. E K con swing. Termina il parte alte del settimo inning, sempre sul punteggio di 1-0. Ottima prestazione di Paredes, dobbiamo dire, fino adesso 7 inning, non ha fatto entrare un punto, soprattutto poche valide, veramente ha lasciato quasi a secco le mazze del Padova e vedremo adesso, tra poco commenteremo la parte bassa del settimo inning. Bonemei. Terzo turno anche per Davide Bonemei. Ancora fiducia per il lanciatore partente Anderson Martinez. Parte sempre col solito slider che piace molto anche all'arbitro, premia con uno strike. Stavolta non può essere ball perché
un ball e uno strike. Stavolta è una curva che Bonemei lascia passare. Strike, strike. Stavolta è a terra, adesso si deve difendere a tutti i costi il box di battuta. Out al volo dell'esterno centro, anche con una leggera indecisione, però riesce a eliminare. Sì. Nel box di battuta Thomas Cifalinò. Ha avuto un'indecisione, forse non l'ha vista partire bene, non ha visto o ha perso la volata però dopo solito slider con strike. Chiama la girata direttamente il primo arbitro. 2 strike su Thomas Cifalinò e terzo strike con swing. Secondo eliminato. Nel box di battuta c'è una sostituzione, credo. Entra Lino Zappone al posto di Quadrifoglio. Sì. Con il numero 18 entra Lino Zappone, dunque new entry. Gira subito, aggredisce subito il primo lancio in foul. Questo è un ball esterno alto. Chiama una palla alta, strike, l'arbitro la vede. Un ball e 2 strike con questa chiamata. Adesso si difende in foul. Strike out con swing. Pubblicità.
Cambio sul monte, all'8º inning entra il rilievo Kevin Sosa con il numero 41 e sostituisce l'ottima partita di Eduard Paredes. Nel box di battuta incrocia subito il DH Marco Magro, il rilievo Kevin Sosa. Subito parte con una valida verso l'esterno destro, che è un singolo. Sì, perché Marco Magro non è velocissimo, ma praticamente a raccogliere la palla sui cuscini Davide Bonemei. Parte subito dunque forte il Padova sul rilievo con una valida. Nel box di battuta, sostituzione, entra il numero 3. Numero 3 chi è? Matteo Sambugaro. Sambugaro? Matteo. Sì. Dunque, primo strike su Sambugaro Matteo, che sostituisce il seconda base Giovanni Farina. No, il DH è uscito. Bunt. Out, sì. Allora, assistenza 1-3. 2-4. No, 2-3. 2-3. Scusa, non è assistenza 2-3? Ah, il seconda base, allora mi correggo, assistenza 2-4, il seconda base. Primo out, corridore in seconda, nel box di battuta Andrea Berini, l'ultimo del line-up, battitore mancino. Parte subito con uno strike sul filo esterno Kevin Sosa. Palla che scende sul piatto, però all'ultimo minuto l'arbitro non premia questo lancio, carico di effetto. Un ball, uno strike dunque su l'ultimo del line-up del Padova. Altro strike sempre sul filo esterno. Piace più la palla sul filo che la palla bassa. L'arbitro alza un pop alto verso l'interbase che raccoglie out al volo F6. Secondo out. Farina è stato sostituito da Sambugaro. Allora, nel box di battuta il lead off per la quarta volta Talevi. Sì, però lui è stato eliminato 2-4. Sì. Primo strike sul secondo strike su Ezechiel Talevi.
Sempre corridore in seconda. È arrivato in seconda dopo la valida e il banti di sacrificio. Palla che rimane alta, l'arbitro la vede nella zona di ball. Un ball, 2 strike. 2 strike. Foul ball, conto invariato. Due out e corridore in seconda per il Padova. Palla battuta verso il seconda base che raccoglie e fa il terzo out. Il seconda base, ricordiamo, è Lino Zappone. Dunque 4-3. Termina l'ottavo inning, la parte alta dell'ottavo. Noi andiamo in pubblicità. Signorile c'è. Dai. Parte bassa dell'ottavo inning, sostituzione dell'ottimo partente Anderson Martinez, subentra il numero 19 Alessandro Lotti, rilievo nel box di battuta il nono del line-up che è Tommaso Signorile, primo che incrocia i lanci del rilievo. Primo lancio è basso e interno, ball. Lancia dalla tre quarti Alessandro Lotti, dalla tre quarti, non il lancio dall'alto. Sì, direi quasi dei sub lancia. Due ball su Signorile, subito parte la visita. Due lanci. 20 anni. Ha 20 anni questo ragazzo. Dunque è un Lotti Alessandro, 20 anni, è un ragazzo giovane. Probabilmente il manager del Padova ha voluto dargli delle indicazioni dopo due lanci che erano due ball.
chiaramente massima ancora fiducia per il giovane lanciatore ed parte subito dopo la visita con un lancio che è nell'area dello strike, lancia dei sub dalla 3/4, altro lancio interno che signorile guarda, praticamente 4 lanci tutti guardati. Chiaramente anche lui lancia delle palle di difficile lettura. Eccolo là, questo è ball, conto pieno. Bisogna difendere adesso l'area. Strike out. K-Lunking. Signorile, sì. Nel box di battuta per la quarta volta Romano Pini. Si toglie, salta praticamente per non essere colpito sulla caviglia. Ah sì. Questa volta gira la mazza, impatta in foul. Swing, spizza la palla, però va nel guanto del catcher, un ball, 2 strike. Batte direttamente sul guanto dell'esterno destro che comunque deve fare una corsa per poter F9. Secondo out nel box di battuta Angel Baro. Una palla sì, che rimane troppo lunga. Primo lancio è un ball. Secondo lancio strike, lo guarda Angel Baro. Lancio ball, 2 ball, 1 strike. Ancora lancio interno, chiamato strike. Piacciono molto questi lanci interni all'arbitro. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie, assiste e c'è un errore di tiro. E fortuna questa corsa ci conferma che Angel Baro alla fine ha recuperato al malanno alla caviglia. Su un errore di tiro
nel box di battuta Alejandro Chacón. Il terzo del line-up, 2 out, dobbiamo dire, e corridore in terza. Stavolta si deve scansare per non essere colpito. Chacón. Batte la palla interna che però va sul foul, un ball e uno strike, foul a destra. Ancora in foul, sempre a destra, questa volta sulle tribune. Secondo strike, un ball, 2 strike su Chacón. Alejandro Chacón. Sì, un bel contattino. Terza base. Sì, ancora giù il terza base. Questa volta gira sempre però in foul verso la terza base. Conto invariato, un ball, 2 strike su Alejandro Chacón. Stavolta è bassa, 2 ball, 2 strike, tira una dritta che rimane troppo bassa. 2 ball, 2 strike, 2 out e corridore in terza. Batte verso l'interbase che raccoglie assiste per l'eliminazione 6-3. Termina l'8º inning, sempre sul ponteggio tirato 1-0 per la New Rimini, pubblicità e poi commenteremo il 9º inning. Allora, parte alta del 9º inning del box di battuta, il secondo del line-up, Davide Novello, esterno centro. Battitore mancino, Davide Novello. Primo parte subito con uno strike, parte bassa dell'aria. Novello guarda il lancio. Secondo lancio stesso somiglia, però è un ball. Ball è uno strike.
Strike, una curva, si sposta il battitore del Padova, ma taglia il filo e pertanto un ball e 2 strike il conto su di lui. Contatto in foul, conto invariato, foul a sinistra. Battuta sul seconda base che raccoglie, assiste, eliminazione 4-2. Corsa. 4-3. Che cazzo è questa? Mi chiama su WhatsApp, mi chiama. Prima palla, uno strike sul terzo del line-up, Roberto Canace. Battitore destro. Alza un pop alto. Out F5. 2 out nel box di battuta, il ricevitore Reinaldo Pestana. Numero 17. 26esimo, il numero 80 era il 26esimo out. Subito lancio sulle mani, gira in foul, si carica di uno strike, l'ottimo catcher del Padova non ha fatto passare, dobbiamo dire, una palla dietro, ha fermato tutto, però c'è anche da dire che il lanciatore era abbastanza preciso, poco falloso il lanciatore, il sia partente. Battuta sì, una valida sull'esterno destro. Prima valida per Pestana. Nel box di battuta Riccardo Benetton. Parte con uno strike, la palla carica di effetto sul filo esterno, 2 out, corridori in prima, ricevitore, prima volta che raggiunge la base, si carica del secondo strike con uno swing, una bella palla curva. 2 strike su Riccardo Benetton. Bella palla. Ball. Palla sì, era interna. Il battitore non ha girato, bisognava solo vedere se fosse... Questa è una valida che porta il corridore in prima e seconda base. Nel box di battuta Riccardo Tuzzi. Due valide consecutive, c'è da dire, per il Padova.
Sì, il numero 48. Sostituzione sulle basi, viene tolto il catcher, pinch runner, sì. Sì. Benetton Federico al posto di Pestaggi. Benetton Federico, PC runner, Benetton Federico. Che numero era Benetton? Scusatemi. Che numero era? 48? 48 al posto del 10. No, del 17. Ok, sostituzione del catcher. Strike. Chiamato la palla girata. La mazza girata. Che ha fatto Davide? Allora, bellissima eliminazione al volo di Davide che praticamente dà la vittoria a Nuno Rimini. Io mi sono perso la volata, bellissima. Ottima vittoria su una partita tirata, veramente una partita vinta di un punto. Cosa dobbiamo dire? Che ci rivediamo la settimana prossima. La settimana prossima siamo in Sardegna. Sì, la settimana prossima non ci sarà, ci dicono la diretta, perché è troppo oneroso spostare tutte le attrezzature in Sardegna. Pertanto se vorrete vedere la partita,